Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma prima i titoli. Crisi respiratoria dopo essere stato dimesso dall'ospedale. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause della morte di un 27enne, 2 sanitari dello Iazzolino iscritti nel registro degli indagati. Lettera del legale della famiglia di Matteo Vinci al ministro della giustizia Bonafede per informarlo che i presunti assassini potrebbero tornare presto a piede libero per la scadenza dei termini di custodia cautelare. Il genitore di un bambino ricoverato all'Annunziata di Cosenza scrive una lettera per ringraziare i sanitari. Grazie per aver salvato mio figlio. Una barca a vela con 60 migranti provenienti dalla Turchia è stata intercettata a Caolone dal reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo. Hanno viaggiato ossipati all'interno della stiva. L'inizio della stagione estiva ripropone un vecchio tormentone. Il mare sarà pulito, il sistema di depurazione calabrese presenta forti criticità. Esperti a confronto a Cosenza sulla riforma tributaria, cosa cambia per i cittadini, stabilito una serie di iniziative per approfondire l'argomento. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque a una crisi respiratoria dopo essere stato dimesso dall'ospedale. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause della morte di un 27enne, 2 i sanitari dello Iazzolino iscritti nel registro degli indagati. Aveva 27 anni Roberto Zagarella, il giovane di Pernocari, frazione di Rombiolo, deceduto a seguito di una crisi respiratoria dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Vibo. Sulla vicenda la procura ha aperto un'inchiesta, 3 i medici iscritti nel registro degli indagati. Il 27enne mercoledì mattina era arrivato in ospedale accompagnato dai genitori. Dopo una serie di esami era stato mandato a casa. Per i sanitari andava tutto bene, non c'era nulla di preoccupante. In serata però nuova corsa verso l'ospedale. Il 27enne faceva fatica a respirare. I medici, vista la gravità della situazione, lo hanno intubato, hanno effettuato un massaggio cardiaco, ma il giovane non ce l'ha fatta. Una morte che poteva essere evitata è quanto chiedono i familiari del 27enne che hanno presentato denuncia. Risposte importanti arriveranno dall'autopsia disposta dalla procura. Ai 3 indagati è stato notificato un avviso di accertamenti tecnici irripetibili. Gli imputati dell'omicidio di Matteo Vinci, ucciso nella sua auto da una bomba a Limbadi, potrebbero tornare liberi per scadenza dei termini. L'appello in una lettera ad Alfonso Bonafede dell'avvocato De Pace. Sentiamo Gianluca Pasqua. A causa di un vizio di notifica, o meglio di una notifica arrivata tardivamente, i presunti assassini di Matteo Vinci, il giovane biologo morto all'interno della propria autovettura fatta esplodere con un ordigno a distanza nell'aprile dello scorso anno, potrebbero tornare presto a piede libero. Lo scrive in una lettera inviata al ministro della giustizia Alfonso Bonafede l'avvocato Giuseppe De Pace, legale della famiglia della vittima. Il 26 giugno 2018, prosegue, la DDA di Catanzaro ha tratto in arresto i presunti autori della strage di Limbadi, tutti appartenenti al clan Mancuso. Solo il 16 maggio di quest'anno la Procura della Repubblica competente ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio al GUP, il quale ha provveduto ad emettere il decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il 7 giugno. Ai sensi di legge la notifica alle parti doveva compiersi entro il 28 maggio, scrive il legale. Per ragioni ad oggi sconosciute, la notifica all'imputata Lucia Di Grillo è stata fatta solo il 4 giugno, 3 giorni prima dell'udienza. Il GUP, come suo obbligo, ha disposto il rinvio dell'udienza al 21 giugno. Detto ciò, se la notifica del verbale non verrà effettuata entro il giorno 11 giugno, e cioè fra soli 3 giorni, il processo subirà un ulteriore rinvio e per conseguenza gli imputati il 26 giugno, termine di scadenza della custodia cautelare, verranno rimessi in libertà. Ieri, dice il legale, la signora Rosaria Scarpulla, madre della vittima, ha occupato la stazione dei carabinieri di Limbadi, chiedendo agli stessi di attivarsi immediatamente, senza ulteriori indugi, a notificare la data della prossima udienza all'imputata Di Grillo. La mia assistita, dice il legale, sentendo come concreta la possibilità dell'imminente scarcerazione dei presunti assassini di suo figlio, teme fortemente per la propria incolumità e per quella del marito, rimasto gravemente ferito durante l'esplosione che ha ucciso Matteo. Come è evidente, conclude l'avvocato, in uno scenario così allarmante, solo il repentino e diretto intervento del Ministro della Giustizia può consentire l'effettuazione di quegli adempimenti di legge che costituiscono i presupposti necessari al proseguimento di un giusto processo. Lo Stato non può permettersi di abbandonare la famiglia Vinci e tutte quelle altre che si sono esposte coraggiosamente dicendo no alla violenza mafiosa. Adesso una notizia di buona sanità. Il genitore di un bambino ricoverato all'Annunziata di Cosenza ha scritto una lettera ai sanitari. Grazie, dice, per aver salvato mio figlio.
Gli occhi fissi su una culla, dolore e speranza che si alternano, è accaduto ad Andrea Amadeo, un papà che ci ha inviato una lunga lettera raccontandoci la sua storia all'Annunziata di Cosenza. Mio figlio, scrive, ad una settimana dal parto, affetto da una infezione neonatale grave e misconosciuta alla nascita, è vivo solo grazie ai medici della neonatologia, perché hanno subito ipotizzato e trattato con terapia antibiotica aggressiva, senza aspettare l'esito degli esami specifici, che si è rivelata essere salvavita per mio figlio. L'angoscia, la paura, il tempo fermo dell'ospedale, nulla continua è stato lasciato al caso, e nei 20 giorni di permanenza abbiamo avuto modo di confrontarci con persone umili, preparate, che mai si sono fermate per vivacchiare, mai visti prendere un caffè, e soprattutto persone umane. In quei giorni sono arrivati bambini da tutta la provincia e anche da Reggio Calabria, e ci sono stati giorni in cui erano ricoverati più di 30 bambini. Forse l'esperienza singola che diventa condivisa e specchio di altre famiglie. Forse, si sottolinea inoltre, data la notevole affluenza, sarebbe il caso di potenziare il personale medico e infermieristico, cosa che ovviamente dipende dagli organi regionali, ma che ritengo opportuno. Il finale della sua storia lo scrive così: mio figlio quindi ci è stato consegnato in ottime condizioni cliniche e con un percorso di controlli accurato e programmato già alla sua dimissione. Nulla da eccepire, anzi. I 2 casi di neonati morti nelle scorse settimane, soprattutto sui social, hanno innescato una spirale di violenza. Non si può sempre e solo parlare dei casi, sottolinea, che per vari motivi purtroppo non hanno un lieto fine, non ultimo il fatto che i medici non sono Dio, ma noi cittadini abbiamo il dovere di far sapere e divulgare la nostra esperienza positiva, riconoscente, conclude, a tutti i medici e agli infermieri che riescono a profondere nella loro professione l'amore che hanno dentro e che hanno avuto per mio figlio. Hanno viaggiato per giorni stipati sotto coperta a bordo di una barca a vela. Iracheni, iraniani e siriani in 60 navigavano verso la Calabria. L'imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia di Finanza, che ha arrestato i presunti scafisti. Erano stipati sotto coperta così, in 60, tra i quali 6 donne e 13 minori, in viaggio da giorni sulla barca a vela partita da Smirne in Turchia e diretta in Italia. L'imbarcazione è stata avvistata nel pomeriggio di ieri da un velivolo del Comando Operativo Aeronavale di Pomezia, mentre si trovava a 35 miglia dalle acque italiane, in navigazione verso le coste ioniche-calabresi. Sulla rotta è stata intercettata dai finanzieri del reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia. Poi 2 vedette della finanza, una di Vibo e una del gruppo aeronavale di Taranto, in serata, l'hanno intercettata. Un monoalbero di 15 metri a una decina di miglia da Caulonia. Una volta raggiunta, hanno arrestato i presunti scafisti, 2 cittadini ucraini. I migranti sono di provenienza iraniana, irachena e siriana. La barca è stata quindi scortata nel porto di Rocella Ionica per l'identificazione e l'assistenza sanitaria dei migranti. Il gruppo sarebbe partito alcuni giorni fa dalle coste turche e la navigazione era finalizzata a raggiungere l'Italia di notte nel fine settimana. L'inizio della stagione estiva ripropone un vecchio tormentone, cioè il mare sarà pulito oppure no. Il sistema di depurazione calabrese purtroppo presenta forti criticità. La stagione estiva è esplosa da qualche giorno dopo la pioggia e il clima non proprio in linea con il periodo che la Calabria ha lungamente sperimentato, e quindi tempo di gite fuori porta con preferenza per il mare. Già, il mare. I calabresi si augurano che qualcosa sia migliorata rispetto agli ultimi anni, che l'acqua non sia attraversata dalle non incoraggianti chiazze di sporcizia e quindi che il sistema della depurazione abbia funzionato. Lo vedremo subito. Sarebbe triste assistere allo scenario delle scorse estati. Certo, le parole pronunciate in commissione da Pallaria non sono tranquillizzanti, visto che ha detto chiaramente che i problemi il sistema di depurazione ce l'ha, nonostante il miliardo di euro spesi nel corso degli ultimi anni. Questo messaggio che cosa significa? Che il nostro mare avrà ancora lo stesso aspetto? Ci auguriamo di no, anche perché se così dovesse essere sarebbe una dura mazzata per il turismo, e i numeri incoraggianti intercettati nella stagione scorsa
base dalla quale ripartire, potrebbero non essere confermati, anzi. Al momento però non è possibile fare alcuna previsione, bisognerà attendere che le località turistiche assumano il loro aspetto consono alla stagione, e cioè che la macchina delle vacanze si metta in moto. Solo allora si potrà avere un quadro reale della situazione, il resto sono previsioni e nulla più. A Catanzaro, seminario sulla logistica urbana sostenibile, presente all'incontro anche Russell Thompson, uno dei massimi esperti in materia di mobilità urbana sostenibile. La Regione fa il punto sulla logistica urbana sostenibile attraverso City Logistic, punta a cambiare passo. Entro il 2030 si mira alla riduzione dell'impatto ambientale negativo dovuto al trasporto delle merci per innalzare il livello di vivibilità, tutelare la salute e migliorare l'accessibilità delle aree urbane. Seminario alla cittadella regionale su vivibilità e servizi nei comuni calabresi, disposto una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro destinati agli enti calabresi, ammessi al finanziamento 3 comuni. Nel primo bando che abbiamo fatto hanno partecipato molti comuni della Calabria, hanno vinto 3 comuni, uno del sud della Calabria, Reggio, uno del centro, Vibo, uno del nord, Rende. Questi 3 comuni stanno per essere convenzionati, in questi giorni firmeremo la convenzione e cominceranno a lavorare sui loro progetti. Credo che sia necessario un salto di qualità, perché la Calabria, pur essendo la regione che ha più verdi, più parchi, più coste di tutta Italia, purtroppo nelle graduatorie di vivibilità della città si trova nei posti più bassi. Allora noi vogliamo fare un salto forte, perché vogliamo collegarci alle migliori realtà europee. Presente all'incontro Russell Thompson dell'Università di Melbourne, uno dei massimi esperti in materia di mobilità urbana sostenibile. Essendo la Calabria una regione molto ricca e molto florida anche dal punto di vista turistico, sarebbe un peccato non permettere un'evoluzione dal punto di vista dei trasporti anche per quanto riguarda comunque il punto di vista del trasporto merci, che in questo momento congestiona il traffico stradale. Dunque si auspica che attraverso questi progetti, mediante la collaborazione anche con i professori universitari e questo sharing di idee, sia possibile permettere anche un implemento e quindi un miglioramento materiale e permettere alla Calabria di entrare comunque in una nuova era. A Cosenza esperti a confronto sulla riforma tributaria. Giudici, avvocati, commercialisti questa mattina nel Salone degli Specchi della provincia di Cosenza per discutere e confrontarsi sulla riforma della giustizia tributaria, materia ostica per i cittadini eppure, come spiegano gli esperti, con molte ripercussioni sul quotidiano. È il contribuente che si rivolge al giudice per avere giustizia a fronte di una richiesta che viene avanzata dall'ente impositore. Quindi il ricorso del contribuente è finalizzato ad avere una risposta che sia puntuale e tempestiva da parte del giudice tributario. Per quanto riguarda la riforma, perché è necessaria? Quali sono le proposte in campo? La riforma si rende necessaria per dare un'attuazione ancora più netta ai principi del giusto processo dettati dall'articolo 111. Questo significa assicurare la parità delle armi davanti al giudice tributario e assicurare una piena terzietà e indipendenza del giudice rispetto all'ente impositore. All'incontro di oggi, a cui hanno preso parte relatori di caratura nazionale, seguiranno i corsi di formazione che si terranno tra giugno e luglio e che avranno come tema il diritto tributario tra vecchi e nuovi modelli di riferimento, il processo telematico. Sono destinati a tutti i professionisti, a tutti coloro che vogliono approfondire questo argomento, che ormai, voglio dire, è un argomento che interessa a tutti, che interessano le aziende, che tant'è vero che la Camera di Commercio ha dato piena disponibilità a questo progetto. Torniamo adesso alla cronaca con i nostri 100 secondi. La polizia di Reggio Calabria ha rinvenuto una pistola calibro 7,65 con matricola punzonata e 41 colpi in un involucro abbandonato in via Sorgonà. L'arma è stata trovata nell'ambito dei servizi disposti nella zona centrale della città con il dispositivo Atena per la prevenzione dei reati, indagini in corso. Camion si ribalta e perde il carico di anguri, accaduto questa mattina sulla A2 del Mediterraneo all'interno della Galleria Barritteri e Seminara nel Regino. Traffico bloccato e disagio alla circolazione. L'intervento della polizia stradale ha consentito la messa in sicurezza evitando tamponamenti a catena. Ferito in modo non grave il conducente del mezzo.
e di 2 feriti. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio alla Mezzia Terme, 2 le vetture coinvolte, una BMW e una Fiat 500. Quest'ultima, a seguito dell'impatto, si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per accertare le cause e la dinamica dell'incidente. A Divelto il contenitore del defibrillatore installato davanti ad una farmacia del centro storico di Catanzaro, poi all'arrivo dei carabinieri ha inveito contro i militari e si è denudato per strada. Un 26enne marocchino sotto l'effetto di sostanze alcoliche è stato denunciato per danneggiamento e atti osceni in luogo pubblico. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Soverato hanno arrestato un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto una scatola di legno contenente 350 grammi di marijuana e del materiale per il confezionamento delle dosi. Successivamente in un locale adiacente adibito a cantina è stato trovato un bilancino di precisione occultato all'interno di un contenitore in cartone posto su uno scaffale. Cambiamo decisamente argomento. Il Teatro Auditorium dell'Università della Calabria ha ospitato il concerto di danza del Pianeta della Danza di Isabella Sisca. Carla Fracci è stata la madrina della serata. Al Teatro Auditorium dell'Unical il Pianeta della Danza di Isabella Sisca ha presentato il concerto di danza con la direzione artistica di Stefano De Gaetano. Il Gran Galà ha avuto ospiti d'onore di calibro internazionale come Samuel Peron, Luciano Cannito e Gio Lampugnani, che hanno anche realizzato coreografie emozionanti e di qualità con gli stessi allievi della scuola. Nel corso della serata, con una cerimonia emozionante, sono stati conferiti i riconoscimenti del Premio Isabella Sisca per le arti dello spettacolo, consegnati dalla madrina della serata, l'Étoile internazionale Carla Fracci. Abbiamo fatto, credo, un buon lavoro, i ragazzi sono molto entusiasti anche per questi maestri che vengono da fuori, il maestro Lampugnani, il maestro Cannito e non solo. Se non potete avvicinarli voi, dico ai ragazzi li faccio avvicinare io a voi. E quindi stasera credo che sarà la conferma di tutto questo lavoro per poter andare avanti e dopo aver consegnato il premio Isabella Sisca per le arti dello spettacolo, che non vuole essere un esibizionismo, ma secondo me Carla ha voluto confermare i miei 50 anni di lavoro. Lei è coraggiosa, è una donna che ha portato avanti con grande dignità il lavoro serio. Ora ci sono tante scuole, anche troppe, e la danza non è solo gambe e piedi, cioè c'è tutto un modo di seguire le ragazze, educarle, fare capire che cos'è il movimento, che cos'è l'anima, cos'è lo spirito, poi che si devono calare poi nei vari ruoli. Forse si pensa che sia un fatto esclusivamente ginnico e questo mi dà molta noia e forse adesso cominciano anche le palestre a fare danza, non è corretto. Il Gran Galà è stata la prima delle 3 serate di spettacolo che Isabella Sisca, affiancata dai maestri Stefano De Gaetano e Antonella Monaco, ha previsto per i suoi allievi. Nel corso delle giornate verrà anche illustrata l'originale iniziativa programmata per alcuni giovani allievi. Verranno offerte dal Pianeta della Danza di Isabella Sisca 10 borse di studio ad allievi maschi di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Un incentivo allo studio della danza e all'approfondimento di una disciplina spesso sottovalutata dall'universo maschile. Adesso parliamo di un bel progetto della scuola secondaria di primo grado De Coubertin di Rende. Si chiama Voltaire senza parrucca, lettere degli adolescenti di oggi agli illuministi di ieri, ed è un libro a cura della docente Rosellina Brun della scuola secondaria di primo grado Pierre de Coubertin di Rende, che ha raccolto alcuni testi degli alunni della seconda A che hanno scelto fra gli scrittori dell'illuminismo, li hanno letti, studiati e poi, rivolgendosi a loro, esposto il pensiero come se parlassero con un amico, raccontando gusti e preferenze, al punto anche da dare consigli su come essere più alla moda. Nasce da un post scriptum del ragazzino alla lettera, che è Marco. Marco scriveva a Voltaire: tu mi saresti piaciuto di più senza parrucca. Allora questo
destato in me un po' di curiosità e nello stesso tempo ho trovato subito l'aggancio. Perché Voltaire senza parrucca? Perché è il Voltaire attuale. I ragazzi hanno ripreso i pensieri degli illuministi e li hanno calati nella nostra società, creando un aggancio con la Costituzione, e quindi è diventato un lavoro, se vogliamo, di educazione alla cittadinanza, e quindi far sentire la voce di questi dodicenni a chi sta fuori, al mondo esterno, di come la scuola lavora e di come loro hanno imparato determinati valori. Ma l'Istituto Comprensivo, rende commenda, ha una vasta offerta formativa. In questi anni ha ricevuto diversi riconoscimenti, anche oltre i confini regionali. L'ultimo in ordine di tempo, il premio speciale Giuria Giovani del Teatro San Carlo di Napoli alla Giovane Orchestra. Sono molto soddisfatta, un ringraziamento va sicuramente ai docenti, all'impegno dei docenti, all'impegno degli alunni e veramente un apprezzamento anche per il coinvolgimento e la collaborazione dei genitori, che è sempre molto attiva e molto fattivi. Ringrazio tutti. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sarà il primo fine settimana tipicamente estivo dell'anno grazie alla presenza dell'anticiclone africano che garantisce tempo stabile con clima caldo. Domani sereno ovunque, nel pomeriggio possibili temporanei e nuvolamenti con occasionali deboli e brevi rovesci su Pollino e su Monti dell'Orso Marso. Giornata calda ovunque con temperature massime anche superiori ai 35 gradi nelle zone interne. Domani mari calmi con venti deboli a regime di brezza. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.